pollice? Dov'è il pollice? Eccolo qua, eccolo qua. Come stai sapere? Molto bene, grazie. Scappo via, vengo anch'io. Dov'è l'indice? Dov'è l'indice? Eccolo qua, eccolo qua. Come sta bene? Molto bene, grazie. Scappo via, vengo anch'io. Dov'è il medio? Dov'è il medio? Eccolo qua, eccolo qua. Come sta bene? Molto bene, grazie. Scappo via, vengo anch'io. Dove l'anulare? Dove l'anulare? Eccola qui, eccola qui. Come sta male? Molto bene, grazie. Scappo via, vengo anch'io. Dov'è il mignolo? Dov'è il mignolo? Eccolo qua. Sto piano bene. Eccolo qua. Come stai bene? Molto bene, grazie. Scappo via, vengo anch'io. Bravo! Ora canto un'altra canzone della Sila. Il grande coccodrillo duro rango tanto, un piccoli serpenti, un'aquila reale, anche il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due gnoccorri. Ci sono due coccodrilli, un'ora. Fa la pioggerella, cia cia cia, come fresca e bella, che ombrello appigia. Fa la pioggerella, cia cia cia, dri dri dri, fa il campanellino, dri dri dri, ma com'è carino, se lo senti lì per lì, fanno i campelli. Camballino, drin drin drin. Sono 3 bacetti, altri 3 bacetti, 3 alla mamma e 3 a papà. Fanno i bacetti, fa il campanellino, drin drin drin, fa la pioggerella, cia cia cia. No. Letto, guarda il letto, mi butto giù dal letto, mi filo le ciabatte mi lavo mani e faccia, mi mangio la focaccia. Mi dice la mia mamma, mi dice la mamma, devi andare a scuola fino alla mattina. E poi l'altra. Guarda che io so una storia di Cappuccetto. La vuoi dire? C'era una volta una bambina che era Cappuccetto Rosso che deve andare a portare delle cose alla nonna. Poi la nonna stava sul letto che stava aspettando Cappuccetto Rosso a portare il cestino alla nonna. Ha detto la mamma di Cappuccetto Rosso non andare nella strada, nei boschi, perché c'è un lupo che ti vuole mangiare. Poi andò a raccogliere i fiori alla nonna, la mise nel cestino e l'ha portati il cibo. Stava là e l'ha portata. Aveva andato a bosca, aveva trovato un lupo. Ha detto, ciao bella bambina, che ne vuoi?
voglio andare dalla nonna, perché è molto malata. Oh, se andiamo insieme, che cosa gli... Io sono molto lento, perché è bugiardo. Ah, perché sei lento? No, io sono veloce. Per i 4 salti è arrivato il piano piano, piano, la voce di Cappuccetto. Chi è? C'era Cappuccetto. C'era Cappuccetto. E la nonna diceva, entra, la porta è aperta. Poi, all'improvviso, il lupo ha mangiato la nonna. E poi, Cappuccetto Rosso ha detto, sta dormendo il lupo con le ciuffe della nonna. Tutto quello si è addormentato. C'era Cappuccetto, per finta, il lupo era la nonna, per finta. E diceva la Cappuccetto, poi diceva il lupo. E poi, toc. Chi è? Sono Cappuccetto. Entra, la porta è aperta. Poi all'improvviso ha mangiato Anche là. Anche. Cappuccetto. Poi è arrivato un cacciatore. Ha sparato nella pancia e ha liberato la nonna e il Cappuccetto. Bravo cacciatore! Bravo, ho fatto che l'ha cantata. Hai visto? E un'altra canzoncina, dai, dell'asilo poi chiudiamo. No, raccontiamo 10 favole. No, non posso, Fabio, perché sennò qua No, perché... un'altra e basta. No, allora, invece io sono una storia di Cooper. Cooper, quello che ha le ali che spacca il mobile. E di che personaggio è, scusa? No, quello dell'amico del Dragon Ball, però non è Dragon Ball. È Cooper che ammazza le persone cattive. Cooper andava via. Quando è andato via, ha visto un cattivo, le ha spaccato la maschera, l'ha fatto arrivare fino a Torino. E poi, quando lui diceva, no, non mi fare del mare perché sono bravo, e lui l'ha fatto. Però c'aveva una madre. La madre aveva detto, non farlo, così ti fai male. E poi a Goober l'ha ammazzato un pochino. No. No. Fabio vi saluta con un bacio enorme. No, io devo finire. Muoviti. Quando Goober è andato via, ha visto il lupo, e c'era la nonna e Cappuccetto. Poi Poi è venuto il cacciatore, se li è no. mangiati e sparati. Ciao. Saluta.